Operazione Lampo dei carabinieri di Castelfranco Veneto che hanno arrestato una banda composta da 4 ragazzini. È accaduto lunedì sera a Castelfranco. Un giovane di appena 15 anni è stato sorpreso alle spalle aggredito con una bottiglia di vetro. Siamo in via Ospedale. La baby gang, composta da 4 ragazzini, solo uno maggiorenne evidentemente lo stava seguendo. Lo ha colto di spalle e dopo averlo accerchiato ha tentato di derubarlo. All'improvviso è stato sorpreso da 4 sconosciuti che lo hanno bloccato fisicamente e spintonandolo sono riusciti a sottrargli la bicicletta e una piccola somma di denaro che custodiva all'interno delle tasche. Fortunatamente la vittima non ha riportato lesioni. Il quindicenne è riuscito a liberarsi cedendo il portafoglio e la bicicletta, è scappato. Una volta a casa con il papà ha chiamato i carabinieri che prontamente si sono mossi sul territorio con 3 squadre. 3 equipaggi della compagnia di Castelfranco Veneto sono riusciti a rintracciare in Borgo Pieve, prossimità della stazione ferroviaria, i 4 in fuga, che sono stati bloccati attraverso un intervento congiunto e sono risultati in possesso sia della bicicletta sottratta che dei soldi poco prima asportati al quindicenne. Tutti e 4 sono residenti nell'area della Castellana. Bici e denaro sono stati recuperati e restituiti al ragazzo, sotto shock per l'accaduto. Stavano cercando di raggiungere la stazione. Ora per il 18enne sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre i 3 minori sono in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria.